La Corte dei Conti boccia la gestione dei rifiuti in Sicilia. Gli ATO, secondo quanto accertato, avrebbero accumulato debiti per quasi 900 milioni di euro. La sezione di controllo per la regione siciliana, presieduta da Rita Arrigoni, ha approvato l'indagine relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani. L'indagine ha riguardato la gestione economico-finanziaria delle 27 società d'ambito nel triennio 2007-2009. L'esame dei bilanci di esercizio e gli elementi conoscitivi acquisiti, secondo i giudici contabili, hanno evidenziato gravi sofferenze finanziarie e gestionali. In particolare i magistrati segnalano la lievitazione dei costi di funzionamento dei 27 ambiti territoriali, l'elevata esposizione debitoria delle aziende che complessivamente ascende a quasi 900 milioni, le incapacità delle società d'ambito a riscuotere tanto i crediti vantati nei confronti dei comuni soci quanto i crediti nei confronti dei singoli cittadini utenti del servizio in base ad una TIA illegittimamente determinata. Quest'ultima avrebbe dovuto determinare infatti il pagamento della spazzatura in base al consumo effettivo e non in base ai metri quadri delle abitazioni. Solo che, sottolinea la Corte dei Conti, la TIA è stata approvata dagli ATO e non dai consigli comunali sulla base di una errata interpretazione della normativa vigente e degli stessi statuti degli ATO. I giudici parlano di assunzioni di personale in assenza di pianificazione in numero eccessivo. Il sindaco Marco Zambuto definisce disastrosa la gestione dei rifiuti ad Agrigento e ricorda le numerose denunce effettuate nel corso dei 3 anni. Zambuto afferma: è un servizio fondamentale per le nostre città, ma costoso e non adeguato alle reali esigenze delle nostre comunità. Il primo cittadino di Agrigento torna a ribadire la richiesta rivolta al presidente della regione Lombardo perché l'intero servizio di raccolta e gestione dei rifiuti possa tornare ad essere gestito direttamente dai comuni. Zambuto si dice certo che una gestione diretta da parte del comune di Agrigento potrà migliorare la qualità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, alleggerendo gli oneri finanziari a carico dell'utenza cittadina, evitando spese ed indennità non necessarie e praticando una politica più razionale del personale. Su un piano politico